e accanto a noi, accanto a me, c'è Emiliana Cantone. Buongiorno a tutti, mi sembra molto Franca Ricciardi. Sì, Franca Ricciardi, molto bene. Invece è Emiliana Cantone, non è Franca Ricciardi. E come va? Come va? Tutto bene. Tutto bene, tutto bene. Allora, sulla pagina di Emiliana, la pagina di Facebook, insomma, stamattina qual è la frase tirata fuori da una canzone di Emiliana che ci avete sulla punta della lingua, sulla punta del cuore, dello stomaco? Vi viene in mente? Ecco, che vi viene in mente. Entrate, la pagina si chiama Emiliana Cantone, c'ha 130.000 mi piace, per cui la riconoscete, manco Francesco Renga ce li ha, è la verità, la pagina si chiama Emiland, la città di Emi. Ecco, la città di Emi. Io sono il sindaco di questa città. Sì, non vedo il maestro con tanto di chitarra, non so dove, guarda sei. Sergio Donati, cioè, ragazzi, ma vi pare possibile che allora, noi usiamo 5 minuti per prepararci, andiamo in onda e guardate, ma inquadralo Luigi, ti pregherei, perché sta figura l'ha da fa. Ecco, molto bene, perché guardate che fa, prendilo con tanto di panza mentre va chissà dove. Intanto mi riprendi anche un attimo il maestro Caputo, perché tra poco insomma entra in scena anche lui, e tra l'altro lo sapete già, Emiliana e Mauro Caputo insieme cantano una canzone napoletana bellissima che si chiama Macom Faia. Macom Faia, poi vedremo il videoclip e roba varia. Che dobbiamo fare, Emiliana? Vogliamo cantare? Non lo so, come... Ma guarda, io non per giustificarmi, però sono veramente molto male rispetto alle altre volte, quindi ecco. Però sono qui per questo, io mi diverto. Quindi. Visto che non sono bastati insomma i 5 minuti per prepararci, io adesso metto una canzone e ve ne regalo altri 5. Molto bene, metterei Non vedi niente, grazie Serginio, ecco, te la voglio dedicare. Non vedi niente, dal disco nuovo di Emiliana Cantone. Perché ti amo, amore, ti amo davvero, ti amo, lo giuro. Grande, come sia cosa più importante, e tu voglio sempre ogni momento in questa favola. Tu per me sei un re, grande, con una prede sei fa una montagna, e con te sto buono e so contenta, per me sei l'unica che mi fa respirare, mi hai fatto innamorare sole da un attimo, grande, sei anche una bella cosa di sto mondo, tu sei sempre non sei in un momento, tu dimmi dove sei, ti voglio accarezzare. Che meraviglia! Allora, volevo dire a Chiara Neomelodica, salutarla e ricordarle di registrare, perché queste sono versioni assolutamente inedite. Bellissima questa versione di grande di Emiliana Cantone, ma adesso, adesso Serginio, ecco, l'Italia versus Napoli, o Napoli versus l'Italia. Grazie, prego maestro. Il sapore dei tuoi baci, prenderò tutto il meglio che in te, perché il cuore mi ha detto che gli piaci. Ci metterò il sorriso, la luce del tuo sguardo, le linee della mano, il tuo passo da leopardo, il numero degli anni, la taglia, il giro vita, e me li gioco all'otto per il resto della vita. Ci metterò i tuoi denti, i tuoi capelli lunghi, quel piatto preferito coi gamberi e coi funghi, quel viaggio intorno al mondo che va fino alle Figi, passando per i viali del centro di Parigi. Amore, scriverò una
So di fare cosa gradita a molti, tant'è che in certi momenti vorrei essere un telespettatore e stare dall'altra parte senza avere la responsabilità, senza avere la responsabilità di stare qui, di dover condurre. Invece uno a casa, mentre fa i servizi, mentre beve il caffè, mentre sta in ufficio, può fare quello che vuole e dire: ma caspita, alla faccia questa Emiliana Cantone che all'intrasatta appare nelle nostre case. Posso mettere una canzone scema per l'Italia combatte con una canzone molto scema, grazie. Allora, bene, l'Italia versus Napoli, non abbiamo paura di nessuno e neanche dei ricchi e poveri, ma con tutto il rispetto per i ricchi e poveri che sono veramente, a parte insomma la Brunetta che è di una simpatia infinita, però da Napoli risponde Emiliana Cantone. Questo è un omaggio. Emiliana Cantone, prego. Passa a casa mia, ma si sto senza compagnia, se va più lunga che sta via che facevamo ogni sera, quando teneva a te a stringnuto in coppo cuore. È strana Napoli stasera, nemmeno mare fare un spuntate manca l'uno perché non c'è sta nessuno, ma regalano un raggio e luce a chi fa amore. Oh, nane, ti porta a dore mare insieme a te, senza pensare che sta qui sale una coperta che fa bella sta città. Bene me, rindo cielo e stelle chiagnano, si domandano perché, mezzo a tutte innamorate, che si sono appiccicate, che le da voce sono lasciate simili a te. O versus, no, dico ha funzionato, versus, bella, no? Ad Alessio. Che meraviglia, si chiama Oinennanè questa. Sì, Oinennanè. Allora, tra poco entriamo nella pagina di Emiliana Cantone su Facebook, così leggiamo, io ho già visto ci sono un sacco di messaggi, leggiamo un po' di frasi, stamattina vi abbiamo chiesto, scusa, Emiliana non mi mettere in difficoltà, io non vedo una mazza, grazie, ci vogliono due occhiali così. Allora, volevo dirvi, stamattina vi abbiamo chiesto qual è la frase tirata fuori da una canzone di Emiliana che ci avete sulla punta della bocca, sulla punta del cuore, adesso ti faccio riposare e metto questa canzone qui, grazie Emiliana. Ecco, poi tra l'altro quando dico old style la faccio più anziana di quello che è, però insomma però ha ragione perché in questo caso il disco è recente, insomma questa canzone fa parte del disco che si chiama E così sia, quindi non siamo così indietro nel tempo, ecco, non siamo nel periodo di Mieziskal per intenderci. Ecco, avevamo già raggiunto il pianerottolo e stavamo già in Tastanzi Pranz. Allora adesso vuoi leggere qualcosa, Emiland? Sì, qual è la frase da una canzone di Emiliana che vi sta sulla punta della bocca o del cuore o dello stomaco? Prego. Mi sta. Sì, ci sei bene. Sì. Allora, grande, tu per me sei la cosa più importante. Tu sei sempre, non sei in un momento. Tu sei sempre, non sei in un momento. E poi tra l'altro veniamo dalla cantata in diretta, quindi prego. Sono mia, non resto un altro minuto in tua compagnia. Compagnia, te ne può pure. Sì. Questo vuol dire, prego. Ma posso cantare? No. Cantare? Ma che cantare? Tu sei la vita mia, tu sei il cuore mio, sì. Con te voglio vivere. Quando ci stai tu mi sento sicura e non tengo paura più. Sì, attenzione, non lo so molto recitare. Si sente tutto. Sì, la vuoi ripetere un attimo che sentivo le voci? Tu sei la vita mia, sì. Tu sei il cuore mio, con te voglio vivere. Sì. Quando ci stai tu mi sento sicura e non tengo paura più. E non tenga paura più. Ecco. Cosa fai? Una cosa. Sì, ma puoi fare l'attrice. Emiliana è sempre non in un momento. Sì. È un rafforzativo Emiliana in questo caso, poi... Riesco qua, ramma ancora sti vasi carnale, ti prego non ti fermare. Non ti fermare.
lo faccio per voi perché gli autori sono importantissimi, le frasi nelle canzoni sono fondamentali, senza frasi cosa sarebbe una canzone? Ecco, Mozart poi, sarebbe, eppure non è male, prego, e così sia. Da questa croce scappo via. No, perché poi dico le cose, guardo Serginio e mi rendo conto che delle volte le parole sono talmente brutte che basterebbe la musica. Grazie, andiamo avanti. Non voglio amarti ancora perché non sono sicura. Sono asciutta poca una storia e ancora un presto per mi innamorare. Ciao Tresi. Ciao Tresi, l'ultima e poi cantiamo, prego. Io vado via, non mi cercare, sennò Cucchille mi fa appiccicare. Sì, bene, allora cominci tu questa volta e facciamo pezzo fuori sfida e canzone di Anthony bellissima. Sì, questa la facciamo fuori sfida. Sì, che mi stai a stutare sto microfono veramente, cioè, anche i dispetti. Allora, nessuno mai, questo è un pezzo fuori sfida, live, Emiliana Cantone. Non ne perso manco un minuto, non mi salutate, non ne fatta a tempo a te portare, tutto passato, ma tieni insieme a te, pure una parte me, che non è mai passata, non può mi appartenere, anche vivo con te, si è tale quale a me, nessuno mai ti può dare tutto quello che ti deve passare. Nessuno mai ti può portare un suono di notte rintenare. Nessuno mai può volere bello vero che non è tuo suo. Tu non lo sai che nessuno mai gira a sapere un mondo per vedere tu stai. Nessuno mai ne può con un vaso ti dà tutta assai. Nessuno mai può capire da te si ti nascono ancora ne poche me. Allora, è un paradosso, io per ascoltare le canzoni di Anthony le devo far cantare dagli altri e ieri Anthony è stato qua, è stata una tragedia perché allora se metto le sue canzoni vecchie a un certo punto dopo 50 secondi mi guarda e fa lieve mi sono scucciato, non mi piace. Allora, se lo faccio cantare sento un rumore di fondo pazzesco, se lo faccio cantare dal vivo mi fa l'inizio della strofetta, poi mi guarda e fa no, basta. Quindi allora, per ascoltare una canzone intera ho bisogno, hai capito come la storia? Ciao Anthony. Ecco, ciao caro mondo versus Napoli, partiamo così, Prince, grazie Cantone e tra poco Mauro Caputo, cominciamo tanta musica dal vivo e tu resti qua perché insomma... faccio compagnia al maestro per ascoltarlo. Ecco, certo, facciamo un po' da telespettatori io e sì. te stamattina. Bene, rispondiamo da Napoli. Daniele, sei pronto? Prego, sono curioso di sapere come combattete Prince, prego. Io vado via, non mi cercare, non ti permettere di accarezzare. Tanto con te ma è una storia perduta, ormai con una te facciamo già. Io vado via, non mi toccare, sino con che le mi fai appiccicare. Sei stato tu che distrutto st'amore, nata volta come può far pace. Devo convincere che tardi a rete non si può tornare. Grazie. Sì, delizia, che c'è? Hai paura di Prince? Hai paura di Prince? Sì, perché ho risposto con la personalità adesso, ecco, mamma Prince sì, ma la potremmo fare rock questa canzone, o funky? Questa? Posso dire una scemità in diretta? Si può provare a farla un po'? Facciamola funky, Emiliano, grazie. Amore già, io vado via, non vado a casa, sino con che le vuoi appiccicare. Sei stato tu che distrutti st'amore, nata volta come può far pace. Devo convincere che tardi a rete non si può tornare. Oh, bene. Volevo diversificare.
Grazie. Sei la più brava di tutte, perché poi dico delle cazzate, scusatemi per la parolaccia a quest'ora del mattino, ma uno ci viene in te, la fai funky e lei la fa funky. E Nicola, che c'è? Guarda Nicola come ride. Stai ridendo su sei la più brava di tutte? Ah, no, bene. Allora, mettiamo un pezzo che viene, mettiamo Beyoncé, va. Non c'è qui. Vabbè. Ma combatte qui. Non lo so, fate quello È che... la mia cantante preferita. va bene, Beyoncé. L'amo anche come donna. È tutto a lei- posto, allora Emiliana, che fai? Ci vogliamo arrendere? No. Pensavo... Sì, oddio, sì, da vabbè. Emiliana sì, però sì. io, l'altra Emiliana è me la presuntuosa, Scusami. che la combatte con Celine Dion, che è la cosa... Scusatemi un attimo, vedete in sovraimpressione in basso una serie di O, insomma, che è una mia espressione. Allora quando vedo qualcosa che non va, o vedo Nicola Turco che urla dall'altra parte, o smonta tutta la regia mentre io sto in diretta, o Serginio che s'addorma, mi sentite fare perché cerco di... Ecco, bene, combattiamo, tenete i corn, combattiamo Beyoncé, grazie! Sì, ma così noi ci innamoriamo fino a chiamare. Niente a nessuno che stia desideri te. Scusami se non scrivo più, ma sai che io per non morire sto sempre a fare qualcosa, non mi basta mai. E che la che rimane qua, perché la che è successa, rinda st'amore nasconuta. Sfammi le stelle, tutte pote carire. E se ne vanno, e stelle al cielo si cagna. Non tengo mo' più la mia indossa, sta tutto a posto. Renta st'amore, non sta nascondendo. Allora, questa è la famosa canzone di Celine Dion. Sì, e c'è ecco. da dire una cosa. E c'è da dire una cosa. Da dire sì. una cosa. Che L'ho vuoi dire? fatta Sì, perché dopo c'è il maestro Mauro Caputo Eh. e stiamo iniziando, giusto maestro? A Posso progettarla? sbilanciare a dire no, A dai. progettarla? Comunque piace molto al maestro Mauro Caputo che lo l'ha so. incisa. No, perché nonostante il maestro sia un mostro, ed è con tutta l'accezione positiva, però lui ha un rispetto verso le canzoni e quando ascolti questa canzone un po' ci vai con grande calma. Perché insomma la versione di Celine Dion è una roba da brividi, sei stata meravigliosa. Grazie. Tant'è che adesso noi ci fermiamo un attimo, perché poi ogni tanto ci vuole una pausa. Nicola Turco, non smontare niente, fai venire la regia, la smontiamo domani, fai venire Luigi, impugniamo la telecamera e così filmiamo l'ingresso di Mauro Caputo e diventiamo tutti telespettatori. Ecco, io, Emiliana, Certo. Daniele, Serginio, sta succedendo qualcosa Grazie a che Daniele. passerà alla storia della televisione. Tu resta qua, devi restare qua certo. perché ha cantato. Molto bene, smettiamo di fare noi la televisione e la fa Luigi Turco. Allora, Daniele Bianco sotto Palazzo, singolo nuovo, intanto eccolo qui, Mauro Caputo, molto bene. Intanto grazie, Mauro se si avvicina al microfono così sentiamo benissimo la sua voce. Buongiorno e grazie. Buongiorno. E questa è la prima Grazie a cosa. te. Grazie Emiliano. Perché questo è un orario disgraziato ed insomma, orario? è un orario disgraziato la mattina, insomma, per i cantanti non è certo il meglio del meglio, però scusi un attimo Mauro perché devo fare una cosa, se Luigi Turco si gira, così facciamo, non lo so perché sta facendo sta cosa, facciamo un momento sociale, prendi via Gianturco, guardate, prendila bene però,
secondo Ettore Petraroli, prendila bene e facciamo vedere una serie di cose. Ecco qua, questa è maestro, questa è una delle vie più disgraziate di Napoli e il comune se ne è completamente dimenticata, il comune si è dimenticato della via, e chi ne munnezza, ma è una roba che veramente non si racconta. Allora queste riprese che possano servire, non si sa mai, De Magistris stesse guardando, De Magistris non si sa mai, io sono Ettore Petraroli, se lei stesse guardando la nostra trasmissione si rende conto in che stato stiamo. Lui girati un poco verso questa, guarda c'è la munnezza, ecco prendila un attimo, prendila bene, la vede sindaco, siamo pieni, è una roba indescrivibile. Con un campo rom. Ecco, ce ne sono 40.000 qua di campi rom, grazie, bene, chiudiamo perché adesso c'è la bellezza di Mauro Caputo che mi interessa molto di più. Allora, da dove vogliamo partire? Intanto mi diceva Emiliana che lei è chiuso nello studio di registrazione con la voglia di ricantare un sacco di canzoni, giusto? E mi diceva anche Emiliana che lei ha nel cassetto conservate un sacco di canzoni che poi incide ma non fa uscire. Sì. Perché? Perché purtroppo tu sai che a Napoli È un fatto discografico, di produzione? manca la distribuzione, Certo. manca tutto a Napoli. Manca tutto. Quindi non è che poi io pensavo... ho un disco, Sì. fatto un omaggio a Viviani, ed è questo disco è fermato, sono alcuni anni, ma E ce l'ha conservato. ce l'ho conservato. Ho capito. C'è tutta una raccolta, sono 70 canzoni, raccogliono un po' la storia del Festival di Napoli. Sì. Sono 70 pezzi e tengo a casa, ogni tanto mi senti e mi consolo. Ah, bene. Le volevo chiedere, quando lei ha cominciato, c'era la competizione, cioè con chi bisognava competere per un ragazzo giovane che voleva cantare, insomma nel periodo in cui ha cominciato lei con chi, a chi doveva, come dire, dar fastidio? Dov'era? Con chi era la competizione? A dare fastidio questo non lo so. Io quando sono uscito io ci stava Pino Mauro, Sì. c'era Merola, Sì. c'era Di Domenico, c'erano tutti questi artisti. Alla faccia Era mia. un periodo che si cantava la canzone di Mala. Sì. A un certo punto ho scelto questa canzone per sempre. Per sempre, che è un pezzo d'amore, bellissimo. Insomma. Insomma, retta ragione. Il pezzo. Si sono venduto più di 1 milione di dischi. Ecco, quindi mentre tutti cantavano la Mala, insomma in quel periodo c'era il filone, chi ebbe l'idea di Per sempre? No, io sinceramente io dissi a Pasquale De Rosa che lui è la prima canzone che poi scrisse. Sì. E Vittorio Rabone fu la prima canzone che musicai. Ti Pasquale, ti devo dire la verità, non voglio cantare più. Bene, mi sono proprio scucciato. Perché non facciamo una canzone, un paio di canzoni? Sì. Allora Pasquale dice, guarda, ti tengo questi versi, sta serata più dolce, ti braccia, ti stringe e va sa che sta bocca ti voglio. E beh, e che stai fatto? Ti piace? Che ne so io, cerchiamo la frondiza cantare. E così Vittorio con la chitarra facemmo questo meraviglioso pezzo. Questo è un pezzo meraviglioso che è passato alla storia. Quindi è stata una botta, voglio dire, quando tutto il tempo compascia, cioè la canzone, la voglia di cantare d'amore. Poi dopo questa, incominciai ad avere paura. Poi dopo questo che succede? Che cosa canterò dopo faccio? E invece poi ci fu da già ascoltare un altro bel pezzo. Tutto filo liscio, insomma. Tutto filo liscio. Canzone con Maria. Bene. E poi ci sta tanti altri. Poi lo incontrò Pino Mauro in quel periodo? Come? Lo incontrò Pino Mauro in quel periodo? Sì. Che cosa gli disse Pino Mauro? Pino Mauro di poche parole. Lo so, lo so. E allora, adesso che cosa... Abbiamo già risolto tutto. Vuole presentare il maestro? Che lo inquadrate? Certo. Perché altrimenti senza maestro... Io approfitto innanzitutto di mandare un saluto al fratello di Emiliano. Marco. Bravissimo Marco. Sì. Poi io ho portato con me uno dei bravi, Tango Farina. Ecco, maestro Farina, buongiorno. Se accendi un attimo il microfono del maestro, così almeno... Ah, è acceso. Maestro, se saluta accanto al microfono, sentiamo... Prego. Io non lo... C'è?
Sì. Ah, bene, parla sottovoce il maestro. Questa già è una... Aspettavo la domanda. No, maestro, perché lei sa com'è? Io dico sempre che nell'ambiente neomelodico urlano tutti. E non ho appartengo ancora a quella generazione. che non urlavate voi. Mamma mia, io lo dico sempre che sono nato troppo tardi, purtroppo. Si alluccano poco perché tengono problemi alla vita. Allora, se tutto è pronto, e mi auguro di sì, stamattina facciamo una carrellata di successi suoi, no? Però, scusami, la canzone che abbiamo fatto assieme. Io mi interessa. Vuole sapere se mi piace? Mi piace, sì, mi piace, ma gliel'ho già detto al telefono che mi piace, sì. Mi piace moltissimo. E poi mi piace l'operazione, cioè nel senso che i giovani vanno avvicinati ad un certo tipo di musica. Allora trovo intelligente il connubio con Emiliana, che canta ai giovani da un sacco di anni, e proporre una canzone napoletana raffinata, perché nonostante quella canzone l'abbia cantata Mina, che non è l'ultima, insomma, delle bricioline, però non credo che molti napoletani fossero a conoscenza, ecco, di quella canzone. Quindi speriamo che... una brutta figura, no? Ma assolutamente no, ma che significa? Io sto pezzo lo tenevo da 2 anni, Sì. ce l'avevo da 2 anni, mancava questa voce che poi dopo 2 anni ci trovato. Ecco. E poi all'improvviso lei ha incontrato Emiliana. Sì. Beh, devo dire che insomma, sarebbe stato strano sentirvi cantare parole, devo dire la verità. Insomma, lei nelle vesti di Alberto Lupo e lei nella versione di Mina, invece questa qui devo dire che mi piace molto, e poi ripeto, è un modo per avvicinare ai giovani alla musica elegante, raffinata, napoletana. Cominciamo? Noi facciamo i telespettatori, ascoltatori, e non lo so, come fate? Vi siete organizzati? No. Lei va, ecco, ma sì, ma lei va. I grandi successi di Mauro Caputo dal vivo. Io vorrei iniziare con un pezzo, Sì. per chi non lo sa, perché alle volte sente delle cose Sì. in televisione. La canzone Che la conta di Sergio Bruni Di e Sergio Salvatore Palomba. Sì. Voglio dire, per chi non lo sa, questo è di Sergio Bruni e Salvatore Palomba. Il primo interprete è stato Peppino Brio. Peppino Brio, bravo. Perché all'epoca Sergio Bruni Sì. ci serveva una cortesia da Peppino Brio. Peppino Brio ci fece questa cortesia, Sì. che Sergio Bruni doveva fare non lo so che cosa. E dopo Peppino Brio gli chiese questo pezzo, Sì. e Bruno gliel'ha dato senza parlare, sul pezzo da Peppino Brio. E fece una bella incisione Peppino Brio, devo dire la verità, una bella incisione. Sì. Però Bruno non fu contento, perché dice, lui è più un cantante da night, all'epoca. Sì. Dice, perché non lo fai tu? E allora diciamo che io questo lo voglio dire grazie a me, Sì. che oggi la cantano un po' tutti quanti. Tutti quanti. Bene. Mauro Caputo, prego, live. E tu mi dici fatta la ragione
essere scritto che aveva per me e gli ogni dico sì che la conta stuocchia mia e per la te caccia di mano che vorni più portare come spiega che stinana che sta faccia così bella la buona carezzare che il conta che sto cuore che non la vuole bene e sto non c'ho forza di dire quasi pure mi fai male che non mi sta a sentire questo cuore che non la vuole bene questo non c'ho forza di dire quasi pure mi fai male che non mi sta a sentire e una volta sotto a questo cielo ma non per chi perde l'amore. Allora, che la conta? Canzone di Sergio Bruni. Allora, maestro, io la mattina faccio un giochino. Un giochino? È una cosa cretina, insomma, faccio un po' di sfide, nel senso che io metto delle canzoni. Allora, stamattina mi sfido con lei, con i suoi grandi successi. Io metto delle canzoni, mi fa un po' strano, devo dire. Io metto delle canzoni italiane e lei poi da Napoli però mi deve rispondere solo con i suoi grandi successi. Ok? Io le metto delle canzoni italiane, sentirà delle cose. Lei ascolta un po' la musica italiana? La musica italiana moderna no. Lei sa chi è Francesco Renga? No, sì, penso di sì. Maria De Filippi lei la conosce? Sì. Alessandra Moroso no, non lo so, perché è probabile pure che fava, cioè non è che... Comunque le canzoni italiane non è che le ascolta. Ecco, non l'ascolta tantissimo, però intanto qua il giochino è questo e io le devo mettere un po' di musica italiana e poi lei mi risponde con i suoi successi, va bene? Neck, lei l'ha mai sentito? Ha mai sentito parlare di Neck? Molto bene, infatti non glielo metto. Invece volevo mettere Franco Battiato, grazie Sergino. Centro di gravità permanente, buona giornata a tutti. Ha capito come ride Mauro Caputo e fa bene a ridere, dice guarda chi come fa. No, però il giochino è la contaminazione, tutto il mondo è neomelodico, in tutto il mondo c'è la musica napoletana, questa è la certezza insomma, che abbiamo. Ora, pensando a Franco Battiato, voi fate come vi pare, cioè nel senso dovete rispondere con un successo vostro, molto bene. Cosa vuole cantare? Perché mi sta guardando così? Ci sta pensando? Per sempre? Ecco, è troppo grande, anzi voglio salutare Dora che me l'ha chiesta prima, che era piccolina mentre lei cantava questa canzone. Prego, da Napoli, Mauro Caputo. Il tempo di cercarla, ecco. Bene, scusate, è sparito il monitor, grazie. Labbra che non mi passano, questa musica per me, questa sei tu, è troppo grande, bene che la sento per te, tu sei per me la luce che non vedi più. Corriamo di per un campo lontano da te, corriamo di a chi l'è nato bene che voleva me,
è troppo grande bene che la sente per te una pena da te. Autori di questa canzone? La musica è mia, Sì. e i versi sono di Renato Fiore, Di Renato Fiore. Bene, anno, si ricorda anche l'anno? Sì, penso 82. 82, quindi nel pieno della grande... Qual è stata la prima cosa dopo la grande popolarità? La cosa bella che le è successa dopo la popolarità? Ma io Di per sempre, sì, insomma. dopo il grande successo, per Sì. sempre, sono stato presente anche ad alcune trasmissioni televisive nazionali. Sì. Per esempio Domenica In. C'era Corrado allora? No, Pippo Baudo. C'era già Pippo Baudo. Sì, in occasione della presentazione delle opere di Ferdinando Russo, Ah, sì, io cantai 2 melodie. ho capito. Cosa le disse Pippo Baudo, si ricorda? No, niente. Ci stava pure Pupella Maggia. Cioè, Pippo Baudo Una a caso, si complimentava con me comunque, perché io cantai Scendete sì, e Piensa a Salute, dove Piensa a canzone Salute. di Ferdinando di Russo. Ferdinando Russo. Allora, la sfida è insomma contro le canzoni versus le canzoni di Mauro Caputo e fa un effetto stranissimo. Suoniamo questa, grazie Serginio, aspetta il mio via, non facciamo brutta figura col maestro, Aiz, grazie. C'era Antonella Ruggero che ha una voce meravigliosa. Bene, da Napoli, grandi successi di Mauro Caputo, questa volta vi siete già organizzati. Un classico. Un classico, contro Mister Mandarino, un classico. Cittadina bella, lucenti più di stelle, sonniri più donnini, sono luce con cittadina, sempre che tenga mente, ci trova sentimento, e come trase un pietto, vota da carezza. Chi mi va a strada, voglio ragionare, senza parlare, a me guardate sì, è stata come dico, come voglio, come sacci. Insomma, risposta di stile. Adesso giochiamo, insomma, gioco una carta moderna ma antica, perché volevo far suonare Andrea Bocelli. Ah, bene. Taccia dice, battete la tua tutte una cosa facile, a di che non sbagliare, però stavolta non la faccio buona e faccio tutto quello che fa. Mi trova nato, chiamata pure bene, sei che resata pensando a te lontano, facendo amore. C'era te saria felice, si chiamava Gesù vero, ma che sta freva cosa, solo se ci stai tu, battendo, non ne
Questa è una delle mie canzoni preferite, ma trova nata il maestro Mauro Caputo. Allora, volevo dire a Luigi Turco di preparare un attimo il video, così vediamo il video di questa canzone che Mauro Caputo ed Emiliana Cantone hanno cantato insieme. Maestro, c'è un'altra cosa, io ho un cantante giovane che si chiama Nicola Turco, che vuole, l'ha sentito, ecco, che vuole per forza cantare. E allora, no, aspetta, perché devi guardare la faccia del maestro mentre ti ascolta. Infatti noi facciamo un gioco con questo cantante, si chiama Prova a prendere Nicola Turco, perché lui raggiunge tonalità mai raggiunte, fa dei rococò che sono dei tortani, non sono dei rococò. Allora non è il suo caso, perché adesso non la metto alla prova con Nicola Turco, perché io la rispetto moltissimo, però le faccio sentire innanzitutto la sigla, perché abbiamo fatto anche la sigla. Prego Serginio, grazie. Prova a prendere Nicola Turco, a riprendere l'avuto giusto, da rococò e senza ciare sta bene. Prova a prendere Nicola Turco. Sì, Sciapai. Allora, poiché questo Nicola Turco vuole fare per forza il cantante, maestro, allora mi sono detto, adesso viene Mauro Caputo, lei c'ha la cuffia, per cui ascolterà benissimo. Questa, lui ha ricantato O Sarracina, adesso l'intenzione è quella di fare un disco, ha chiesto ad Emiliana Cantone di fare i cori, perché poi uno quando non sta buona cacapa, ma non sta buona proprio, lei lo sa meglio di me. Allora, se gentilmente Luigi prende un attimo la telecamera, grazie, perché vorrei l'espressione del maestro Caputo in primo piano, ecco, questa mattina, e questo è Prova a prendere Nicola Turco. Allora, organizziamoci un attimo. Maestro, lei non deve fare niente, però io so che le sue facce mi diranno moltissimo, molto bene, quindi lei ascolta questa versione di Nicola Turco e attraverso la sua faccia noi capiremo se è il caso che Nicola vada avanti o, come dire, va bene, basta. Prego, cursore, grazie. O Sarracina. Se non ce la fa più ad un certo punto me lo dice e io stacco, ok? Molto bene. Fino a qua tutto normale. Tieni capello ricci ricci, occhi briganti o solo un bacio, ogni figliolo s'appiccia se io vede passare. Ca sigaretta a bocca, ca manarina sacca, e se ne va smaraggiarsi per tutta la città. O Sarracina, Il maestro ce la fa ancora. O Sarracina, se io guardato una donna innamorata, e belle facce, e belle cose, sapevamo. Comincia ad avere un attimo di perplessità. È tentato, se io guardato una donna innamorata, ma la rossa la da zero, con una secca una scusa, s'arrubana una meccata. Ogni tanto storce la bocca, O Sarracina, o Sarracina, o Sarracina, o Sarracina, tutte femmine fanno innamorare. Allora, maestro, a cala Sergio, a cala. Molto bene. Che pensa, maestro? Una bella voce intonata. Ecco sì, maestro, cominciamo col buono e poi ci fiondiamo nel... Allora, c'è una bella voce intonata. Sì, veramente. Sì. Poi... Tanta moda su questa... Chi sente questa canzone ci guardi che cosa sta facendo Nicola Turco. Lei diceva che faceva la critica e lui ci ha bloccato, ecco, ci ha immobilizzati. Per un attimo ci siamo immobilizzati. Insomma, l'ha fatta a modo suo, l'ha fatta. Ma chi sente questo pezzo, no? Sì. Come si chiama? Nicola Turco. Nicola Turco.
Ma è il suo figlio? No, è è Nicola. lui. È proprio Nicola. No, maestro, la prego. Io poi mi ricordo che Nicola cantava le canzoni a me per sempre. Sì, Ma tu tieni che sta pizzioso. quindi è un complimento, cioè è un fatto positivo? Sì. Ah, è un fatto positivo? Sì. Ah, è positivo. Molto bene. Allora, La Nicola. cosa positiva è che però lo metti in mezzo tu, dai, perché devo dire la verità, Nicola. Sì, beh, Emiliana, nel microfono, No, si grazie. sente. Dicevo, la cosa positiva è che in effetti è Ettore che si ostina a farlo ascoltare, perché comunque alla fine Nicola lo prende molto per divertimento, voglio dire. Bene, insomma. Però i roccocò sono bellissimi. Ecco, il maestro aveva detto una cosa bellissima e l'hai inguaiata tu. No, ti voglio dire. Allora, grazie a Nicola Turco. Oggi pomeriggio è chiuso nello studio con Emiliana Cantone, così insomma fanno questo duetto, non ho capito che cosa vogliono fare. Serginio, adesso ci prendiamo un momento di pausa. Io stamattina ho suonato Ristorante, ne ho messo solo un po', adesso l'ascoltiamo per intero. Con questa male, brutto, niente, zero, no, perché le volevo fare un clippino e lei non sa neanche che cosa è, però adesso insieme in diretta mi fate, Emiliana parla tu semmai, mi fate un bel saluto per Chiara Neomelodica e per Gossip Neomelodici. Maestro, stiamo facendo un clippino, lei poi finisce su Facebook, ha capito? Bene, un attimo solo, ecco, siamo pronti, prego. Sì. Bene, ci troviamo al Mondo Neomelodico insieme al maestro Mauro Caputo Sì. e insieme vogliamo fare un saluto alla pagina Gossip Neomelodici e a Chiara Neomelodica che cura un po' tutte le registrazioni che avvengono in diretta, lei le mette in internet, Ecco. quindi dopo già siamo in internet. Maestro, dica un ciao in questo clippino. Un abbraccio a tutti quanti. Un abbraccio, maestro, le ho fatto fare una cosa modernissima, veramente. Lei veramente non ha alcun tipo di rapporto, niente. Però prima mi cercava qualcuno. Però perché lei questo c'ha una telefono pagina su Facebook, cioè, sì. chi se ne occupa? Perché... Mio figlio. Ah, suo figlio, quindi è suo figlio che mette tutte le vecchie Non incisioni. mi interessa proprio. No, però sta mettendo in questo periodo tutti i suoi 45 giri, tutti... Lei almeno lo sa questo? Sì, qualche cosa me lo dice. Ah, qualcosa che lo dice, no, almeno per sapere. No, però sta facendo un lavoro bellissimo, perché sta prendendo tutti i suoi 45 giri, non so come fa, come li trasforma e roba varia in file. Se tu non lo sai tu, Ecco, figurati giustamente, io. beh, come fa a saperlo lei? Va bene, però come si chiama suo figlio che voglio salutare? Come Gianni. si chiama? Gianni, stai facendo un ottimo lavoro, prosegui, continua, poi me li prendo tutti, piano piano. Maestro, ci regala l'ultima cosa quello che vuoi. Io preferirei un suo successo, insomma, se lei pescasse tra i suoi successi mi farebbe cosa gradita. Sì. Come la prima sera parlo e ti dico mi può bene, giuro non ce la sarà me più, ma non mi fa più stasera di chiudo in te braccia da streghe e passa che sta bocca di morte non senta che mo sono felice perché insieme a me sta ragazza per sempre tutta quella che hai fatto tu a me che stasera mi voglio riscordare senti già in te frena che tu si innamora che non può fornire sta gioia mi può far impazzire stasera ti chiudo in te braccia da streghe e passa che sta bocca di morte non senta che mo sono felice perché insieme a me resta ragazza per sempre stasera ti chiudo in te braccia da streghe e passa che sta bocca di Bella. In tutte le versioni possibili, devo dire, questo è un pezzo grandissimo. Allora, in bocca al lupo per la canzone, ma come diceva lei, insomma, quello è un regalo che secondo me avete fatto ai napoletani
insomma, che meritano queste canzoni così e soprattutto le voci come la vostra. Ed è bello, in realtà il discorso è questo, che pare che a Napoli si facciano soltanto canzoni per i matrimoni, no? Sono brutto, diciamo. Vabbè, ci sono un sacco di canzoni brutte, però ci sono, no è vero, ci sono un sacco di canzoni brutte, però ci sono anche un sacco di canzoni funzionali, cioè fatte per lavorare, no? Fatte per fare le cose, i matrimoni e roba varia. E invece è bellissimo quando un artista si mette lì e fa un regalo ai napoletani, cioè canta una canzone che tra l'altro ha bisogno di tempo, no? Io sono convinto che tra un anno voi raccoglierete i risultati di questa canzone meravigliosa. Pensi un po' con le conto, no? Sì. Quanti anni certo. sono passati, no? E oggi si comincia a sentire. E oggi si comincia a sentire. Ma anche quella canzone di Enzo Di Domenico che lei ha ricantato, per esempio, Mi trova nata. Quella di Domenico la feci per Stefania Lai. Poi dopo un anno e mezzo, mia figlia mi disse: papà, ho sentito una canzone a Stefania, è molto bella. È molto perché bella. non la canta? La cantavi. E lì comincia, e oggi si cominciano a sentire, no? Ti dirò, la ragazza mi telefonò, sì. mi ringraziò sì. di questa canzone, perché io poi sinceramente sono anche un appassionato di questa ragazza, bella voce anche lei. Stefania. Bella voce anche lei. Quindi farete altro, tu, lei ed Emiliana Cantone farete altro? La prossima canzone che facciamo, il primo a sentirla sono io, ecco. Io penso che il maestro, più che di aver fatto un regalo ai napoletani, l'abbia fatto anche a me, perché devo dire la verità, anche a fine video l'ho fatto pure a me. Io l'ho scritto perché per me è stato un privilegio, perché stimo moltissimo Mauro Caputo e per me è una fonte anche di ispirazione e di continuità nel tempo, quindi io ringrazio per avermi dato questa possibilità, perché a prescindere se le cose vanno o non vanno, se ci saranno altre collaborazioni, questa per me resterà un cimelio, come si dice, una cosa insomma preziosa da conservare per il mio curriculum, per la mia carriera, quindi grazie. Ecco, veda maestro, allora scusi un attimo, questo è il clipino che noi abbiamo fatto. Già in rete. È già in rete praticamente, la vede la velocità? Così tutti sanno che lei è stato qui. Nel caso in cui qualcuno non ci avesse guardato e avesse preferito altro, ma ho i miei dubbi, visto che qualcuno mi chiede fai cantare al maestro, è troppo grande, la rifacciamo perché c'è un sacco di richieste. Allora maestro mi scusi, lei si era già tolto gli occhiali, no? Perché le richieste qua su internet arrivano, allora l'ha già cantata ma la ricantiamo, Mauro Caputo è troppo grande, all'improvviso sa come fanno i napoletani, gli ascoltatori come me, se pigliano il capata, e mo in questo momento la capata è troppo grande, canta Mauro Caputo. Braccia che non stringono, occhi che non cercano, labbra che non mi basano. Questo motivo per me, questo sei tu. È troppo grande, bene che mi sento per te. Tu sei per me la luce di un vericchio. Corriamo per un campo da te. Corriamo a chi l'è dato bene che voleva a me. No, non mi dica, non mi importa lo sapere. È troppo grande bene che sento per te. Ma per te. Grande e grazie. L'invito vale per sempre, io purtroppo vado in onda la mattina maestro, lo so, ma questo qua, la notte veramente nessuno mi mette la notte, se ci fosse qualche produttore che mi fa andare in onda verso le 2 del mattino, ecco che c'è, ah no, pensavo stessi svenendo all'improvviso.
Già si pensava in televisione Emiliana Cantone alle 2 del mattino, già stava soffrendo. Grazie maestro, in bocca al lupo per tutto, veramente grazie per quello che ha fatto e per quello che farà. Grazie maestro, e noi andiamo avanti. Emiliana resta con me, così insomma parliamo un altro po', leggiamo soprattutto tutte le frasi che avete scritto sulla sua pagina, dalla pagina di Emiliana Cantone su Facebook. E voi, vai. Devo leggere le frasi? Sì, vai. Allora c'è: non pensare che so che le non va a rubate, che dorme scetata e t'avesse aspettato. Chi l'ha scritta? L'ha scritta Jessica. Jessica, ciao. Poi Aisha scrive: perché c'era tua cora nata innamorata? Poi questa che è una canzone, mi piace perché non è una canzone che nessuno ricorda, è una prima, sì, che si chiama Eccevolim, dice: Eccevolim come a voc cerchevase, ci appartenim come preta a questa casa. Caspita, chi se l'è ricordata? Giusi a Bambulella. Poi Martino scrive: dove è finito il tuo cuore lo sabato sera? Sì. Poi Raffaele: mi hai fatto innamorare, uno dei brani più belli, va bene. Rossella dice: è fernuta. Poi l'amore inganna le tue percezioni, ti fa cambiare tutte le opinioni, altera il flusso delle sensazioni. Sì. Anthony. Poi Rita: è fornuta, resta solo, però forse non t'ha mai avuto. Meglio adesso, avrò il tempo di provare a guarire da te. Mamma mia, sembra un discorso, più che una canzone. Poi scriverò una canzone per te. Poi aspetta, perché fanno prima le dediche. Sì, se vi siete sintonizzati adesso abbiamo chiesto qual è la frase di Emiliana Cantone tirata fuori da una canzone di Emiliana che vi piace, insomma, che ci avete sulla punta della bocca. Prego. Comunque mi aveva scritto l'unica differenza. Poi lettere d'amore a chi a lontano si spedisce anima e cuore. Sì. Lettere sperdute che sono tornata a rete senza un saluto. Sì, poi se fosse stato veramente innamorato, mo in questo cuore stessi ancora tu. Non voglio amarti ancora perché non sono sicuro. Sono asciutta poca una storia e ancora ambrezzo per mi innamorare. L'ultima? Ancora perché è troppo ambrezzo. Poi si trasuda piano fine di intallanima. Roce con manombre viende passa un gol a me. Bella, bene, grazie a tutti perché qua di messaggi ce ne sono tantissimi, non ce la facciamo a leggerli tutti. Ho una richiesta: vuoi tornare venerdì mattina? Siete liberi venerdì mattina perché la gente ti vuole vedere con Gianni Fiorellino. Non ci sono. Non ci sei. Perché, oddio, meglio, sono in diretta. Sì, da un'altra parte. Però alle 2. Va bene, non lo so, come vogliamo fare? Perché la gente ti vuole vedere con Gianni Fiorellino, poi ci mettiamo d'accordo. Sì, ok, dai, confermiamo. Ecco, poi ci sentiamo. Grazie a tutti, per oggi finiamo qui.